Abbiamo voluto incidere prioritariamente su quello che è un volano e che sono i fondi europei, quindi abbiamo visto che mettendo da subito per esempio 50 milioni di euro come quota 2016 sviluppa quasi 200 milioni di copartecipazione statale ed europea. Questo è un elemento per garantire poi agli elementi cardine del bilancio, che sono quelli del sociale, delle famiglie, della formazione, dei giovani, delle scuole paritarie, quindi della FISM, degli asili nido, di tutte quelle situazioni di difficoltà oggettiva, a trovare appunto le risposte necessarie. Quindi le troviamo senza aumentare quella che è mettere le mani nelle tasche dei cittadini veneti, e questo è un elemento importante, e dall'altra parte trovando appunto questo volano importante che è quello dei fondi da una parte e anche nell'ottimizzazione delle risorse. Saltano agli occhi due cose. Uno, che la prima è che Zaia vuole ammazzare la cultura nel Veneto e sarebbe davvero un omicidio colposo. Una risorsa così importante non può essere trattata in questo modo. La seconda è che non è chiaro dove vuole investire. Noi riteniamo che fare investimento oggi da parte della Regione sia fondamentale per la ripresa economica. E quindi su questi due fronti, sulla cultura e anche il turismo, che sono, ripeto, risorse fondamentali per il Veneto e per gli investimenti, centreremo tutta la nostra manovra in Consiglio.